prosegue con successo l'Infopoint di Aquile dal Friul. Come annunciato anche sul profilo Facebook del movimento nella tappa di sabato 17 novembre, l'Infopoint è approdato a Cormons, in zona centrale nei pressi della statua dell'imperatore Massimiliano d'Asburgo, principale fautore nel XVI secolo del passaggio di Cormons e della contea di Gorizia all'impero asburgico. Presso lo stand, grande successo ha avuto l'ormai nota iniziativa sponsorizzata da Aquile, la petizione popolare Gorizia in Friuli, nata per contrastare la folle idea della giunta regionale di accorpare il goriziano a Trieste. Moltissimi cormonesi accorsi per contribuire con la loro firma ad evitare che il Friuli orientale rischi di essere strappato alla sua storica appartenenza. Dopo l'appuntamento a Cormons, l'Infopoint di Aquile dal Friul sarà di scena a Udine, zona Chiavris. Per questo e di prossimi appuntamenti del tour, seguiteci su Facebook e su Aquile Libere, il martedì alle 20:45 su Telepordenone ed il sabato alle ore 18:45 su Video Regione 1. San Vito è tantissimo storico, San Vito è tantissimo da vedere, mentre potrebbe avere una cittadina piena di gente, di turisti, ci sono tante cose da vedere, mancano le indicazioni, uno che viene qua anche sabato e domenica, mancano le indicazioni, qua di fronte a me non sanno che c'è l'ospedale dei Battuti che è storico, che sono degli affreschi, una vecchia casetta, una vecchia chiesetta, quindi bisogna inventare, ingegnarsi, cercare tante, si potrebbe fare 2 belle rievocazioni storiche, periodo estivo, tanti tedeschi austriaci giù al mare non vedono l'ora quando io facevo la stagione di andare a vedere, domandano agli alberghi cosa si può andare a vedere, loro ti riempirebbero la cittadina dalla mattina alla sera, di conseguenza introiti, ristoranti, bar, perché proprio le mura, il fossato, bella, è una bella città, ci vorrebbe tante cose. Bentornate Aquile, permettetemi una breve introduzione prima di presentare Andrea qui accanto a me, referente Friuli Occidentale per Aquile dal Friul. Vedete, c'è chi antepone una poltrona al Friuli, c'è chi fa il friulano o il friulanista solamente la domenica, c'è chi il Friuli non sa nemmeno dove si trovi e poi c'è Aquile dal Friul. Aquile dal Friul è un movimento politico friulanista che esiste solamente da un anno, ottobre 2017. In un anno Aquile dal Friul è cresciuta notevolmente. Abbiamo ampliato il nostro numero di aderenti, di simpatizzanti anche, perché no. Abbiamo organizzato manifestazioni, convegni, stand nelle piazze del Friuli. Abbiamo realizzato questa trasmissione Aquile Libere, il tutto nel totale ed esclusivo interesse del Friuli, una regione che ha da insegnare a tantissime altre regioni e che mai purtroppo per le amministrazioni avute in precedenza e anche l'attuale lo sta dimostrando, saputo sfruttare tutte le potenzialità che il nostro status ci consente di poter sfruttare. Purtroppo questo non è stato ancora fatto nel pieno del titolo. Noi abbiamo rischiato, passatemi il termine, di correre alle scorse elezioni regionali del 2018 e avremmo avuto una grande possibilità. Non ci siamo tirati indietro dopo aprile del 2018, anzi ci ha dato un nuovo impulso ad andare avanti, a continuare per presentarci alle prossime elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia.
vorrei rivolgermi a voi da casa per un appello. Aiutateci. Fate come le tantissime persone che ci stanno seguendo, aderite al movimento. Tra poco partirà la nuova campagna 2019 del tesseramento, insomma come si chiamava una volta, al nostro movimento. Aiutateci con Aquile Libere, con la nostra trasmissione. Questa trasmissione è aperta a chiunque voglia esprimere la sua opinione, le sue idee, denunciare un problema che può insorgere, che sta insorgendo, o di cui si è accorto che sta insorgendo nel suo ambito lavorativo, professionale, familiare o sociale. Questa trasmissione è a disposizione di tutti. Abbiamo dei riferimenti, naturalmente. Noi abbiamo il nostro Facebook, abbiamo il nostro sito, stanno andando in sovraimpressione tutti i riferimenti, telefonico, Facebook, mail, indirizzo posta elettronica, sito, dove potete anche andare a leggere quello che è il nostro programma, il programma che abbiamo realizzato inizialmente per esporlo, diciamo, nella campagna elettorale per le elezioni del 2018 regionali, ma che è tuttora valido, anzi l'abbiamo addirittura integrato, l'abbiamo fatto diciamo con l'aiuto anche di esperti dei settori, con l'aiuto anche di gente comunissima e semplicissima che ci ha esposto il problema che evidentemente noi non conoscevamo, perché la mamma che deve spendere 450 euro al mese per l'asilo nido, piuttosto che le difficoltà nei trasporti, piuttosto che la sicurezza carente in alcune zone della nostra regione. Lì c'è il nostro programma, è sviluppato in diversi punti, in diversi paragrafi, ogni tematica è studiata al minimo dettaglio e le nostre proposte le trovate in questo nostro programma. Qui c'è Andrea che c'è una copia sotto la mano del nostro programma e con il quale, al quale volevo chiedere di illustrarci uno o più argomenti che noi abbiamo trattato in questo nostro appunto, questa nostra idea per come migliorare in generale poi le cose nella nostra regione. Sì, Michele, grazie della possibilità. Il programma è molto ampio come tu hai appena illustrato e ovviamente secondo me uno dei punti più importanti è quello che riguarda la famiglia e tutto ciò che si può dare come appoggio alla famiglia, che secondo me è come si può dire, è la linfa vitale della nostra società, della società assolutamente. E un esempio, spesso per fare della politica non è male prendere a riferimento ad esempio ciò che accade da altre parti, non c'è nulla di sbagliato se funzionano le cose, non c'è nessun problema ad andare a vedere quello che succede in altri posti e copiarlo, non c'è nessun problema, e magari anche implementarlo e migliorarlo. Faccio riferimento ad esempio a ciò che avviene nel Sud Tirolo, dove la famiglia viene vista, viene protetta proprio come essenza della società, come rilancio anche proprio. Esattamente. E in Friuli secondo me una politica seria per la famiglia sarebbe molto più che auspicabile. Faccio degli esempi. Si sta parlando adesso delle assegnazioni delle case ATER, delle cosiddette case popolari, a persone che sono residenti in Friuli da almeno 5 anni, 10 anni, perché no? Io non vedo quale potrebbe essere il problema. E noi ricordiamoci che siamo una regione a statuto speciale, quindi a differenza della Lombardia o del Veneto, dove si è parlato ultimamente di autonomia, noi effettivamente abbiamo degli strumenti in più rispetto a queste regioni, quindi secondo me dal punto di vista dell'iniziativa politica abbiamo delle potenzialità non indifferenti, quindi anche perché noi tante volte, non noi, io e te o Aquile della Friul, noi, i nostri amministratori, tentano di andare a osservare quello che accade, dico il Veneto perché è adiacente a noi, ma piuttosto in altri posti d'Italia, per cercare di imparare o capire come legiferare o come fare le cose in generale. Dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe essere il contrario, perché noi abbiamo una forma per la quale siamo avvantaggiati addirittura. Certo.
ma non sappiamo sfruttare questa nostra potenzialità. Le cose che diceva Andrea prima le stava, ripeto, magari le stava carpendo da quello che è il nostro programma, che ripeto è visionabile sul nostro sito internet. Invito le persone a casa a leggere il nostro programma che trovate sul nostro sito per comprendere quelle che sono le proposte di Aquile dal Friul. Se vorrete le condividerete, e se le condividerete vi invito anche a farvi avanti, a scriverci, a dire anche la vostra, perché i punti sono sicuramente migliorabili, e aspettiamo anche quella che è la vostra opinione. Quindi io vi invito a seguirci su Aquile Liberi innanzitutto, ma anche sui nostri social, quindi Facebook, a scriverci alla nostra indirizzo di posta elettronica e a entrare nel nostro sito internet. E vi ricordo inoltre che tutte le puntate di Aquile Libere possono essere riviste su YouTube. Basta inserire la dicitura Aquile Libere e la data di messa in onda, che è sempre di martedì. Io ti ringrazio Andrea e ci vediamo alla prossima. Grazie a te, saluti a tutti.